dottorando in storia politica dell'Institute for Advanced Studies di Lucca, Alessio Sacchi, è stato il protagonista del secondo incontro del ciclo Costruire cittadinanza europea, organizzato dall'IRSE presso il Centro Culturale Zanussi di Pordenone. Il suo intervento si è focalizzato sulle prossime elezioni del Parlamento europeo, che chiameranno alle urne 380 milioni di elettori dal 22 al 25 maggio 2014. Qual è il significato politico di queste elezioni? In generale l'elezione di un Parlamento, e quindi di un Parlamento che abbia dei poteri reali e effettivi come quelli del Parlamento europeo, è la chiave che in tutte le democrazie c'è tra il senso di cittadinanza e la rappresentanza politica. In Europa questo è particolarmente importante perché nel Parlamento europeo, in un'elezione consapevole del Parlamento europeo, da una parte possiamo far sì che venga un po' colmato quel divario che c'è, il deficit democratico delle istituzioni. Dall'altra il Parlamento europeo si pone come punto di equilibrio tra una rappresentanza politica e quindi quale Europa vogliamo come cittadini e una rappresentanza nazionale, e quindi risponde ai problemi di dire quale Europa vogliamo e cosa noi come italiani, come Italia facciamo a Bruxelles. In questo senso il significato politico delle elezioni europee sta nel coniugare questi due aspetti della rappresentanza e in un certo senso dare espressione alla cittadinanza europea. Il nuovo Parlamento europeo eletto avrà voce in capitolo su temi monetari per porre rimedio alla crisi dell'euro. Purtroppo questo è uno dei punti dolenti del sistema istituzionale come è disegnato attualmente. E il problema, diciamo, che più grande che viene testimoniato in questi anni è il fatto che in realtà ci sia stato un aumento del cosiddetto tasso di intergovernamentalismo, e cioè le decisioni vengono prese tra governi, in negoziazioni tra governi, perché i trattati europei fanno sì che alcune competenze vengano specificamente date ai governi e non al Parlamento europeo. E in questo senso tutto quello che riguarda la politica monetaria e quindi come affrontare eventuali soluzioni dell'euro vengono prese dai governanti dell'Unione Europea, dai governanti dei paesi che aderiscono all'euro, ma in un certo senso al di fuori di quelle che sono le strutture europee, e quindi il Parlamento, al di là di un semplice potere di deliberazione, quindi un'espressione di una propria idea su un certo tema, non ha effettiva voce in capitolo. Non è però escluso che i cambiamenti che potrebbero intervenire nel corso dei prossimi anni diano al Parlamento ulteriori poteri e si assista quindi a un allargamento delle competenze come poi è avvenuto negli ultimi decenni. Secondo te come si potrebbe combattere l'euroscetticismo, facendo capire l'importanza di queste elezioni? Il punto focale dell'euroscetticismo sta proprio nella possibilità dei partiti euroscettici di parlare alla pancia degli elettori e quindi di mancare quell'intermediazione, diciamo di saltare quell'intermediazione e quindi arrivare subito agli istinti un po' più primitivi degli elettori. La soluzione non è semplice e passa automaticamente attraverso una sorta di opera pedagogica nei confronti dei cittadini, cioè i cittadini devono essere in grado di poter capire qual è la posta in gioco delle elezioni europee e di avere tutti gli elementi a disposizione per capire gli eventuali pro e contro delle proposte che vengono dai partiti e dai movimenti populisti ed euroscettici. Solo avendo a disposizione, insomma, solo accettando quella che è un po' la complessità degli affari europei, i cittadini saranno in grado di dare un voto consapevole alle elezioni e di costruire quell'Europa che ci aspettiamo.